troviamo all'interno dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia del Garibaldi Inesima, diretta dal professor Giuseppe Ettore, per parlare di endometriosi, che è una patologia infiammatoria cronica, benigna ma altamente invalidante e a diagnosi sempre più precoce. Qui c'è un ambulatorio specifico per l'endometriosi. Eccoci infatti con il professor Ettore. Al suo reparto fa capo il centro di riferimento regionale per l'endometriosi e sta nascendo la rete siciliana per l'endometriosi, proprio la RES, tra l'altro alla luce di un protocollo diagnostico terapeutico che è stato da poco approvato, sta entrando in vigore e che porta delle interessanti e importanti novità. Sì, le novità sono che questi due centri, che voluti dalla legge del 2019, la legge regionale, Civico di Palermo e Garibaldi Inesima di Catania, attorno a questo ovviamente noi abbiamo prodotto un protocollo diagnostico terapeutico che cerca di omologare come la diagnosi e la terapia deve essere effettuata in ogni angolo della Sicilia. Ma attorno a questo nascerà anche la rete, cioè tutti i centri, tutti gli ambulatori pubblici e privati accreditati potranno afferire orientando le donne verso i centri che magari in maniera più appropriata possono curare la patologia endometriosica. Lei poc'anzi mi faceva l'esempio, una donna affetta da endometriosi che vive a Pantelleria avrà seguirà lo stesso percorso di una donna che vive in città, a Catania. Assolutamente sì, se il medico di Pantelleria conosce la rete e sa a chi inviarla, perché ovviamente spesso tutto questo è reso difficile dal fatto che non si conosce chi fa cosa, dove e come. Ecco, questo è il senso della rete. Nel nostro ospedale la legge ci ha permesso di strutturare il nostro centro attraverso anche l'acquisizione di personale chiaramente multidisciplinare, che ci permette di offrire tutte quelle prestazioni che non sono solamente della componente ginecologica e quindi a cui ovviamente spetta la diagnosi. Vorrei ricordare che purtroppo registriamo negli ultimi anni che per arrivare a una diagnosi sono trascorsi anche 8-10 anni. Quindi questo sta a indicare che il primo step è la diagnosi non solo precoce ma anche una diagnosi appropriata, perché quella poi ci consentirà di comprendere quale strada bisogna affrontare su 3 fronti: sulla terapia medica, sulla terapia chirurgica e su come gestire tutto il programma di fertilità della donna. Approccio multidisciplinare. Adesso noi continuiamo in questa puntata proprio andando a sentire i responsabili di tutti questi vari aspetti. Grazie professore. Il dottore Marco D'Asta è il responsabile dell'ambulatorio endometriosi dove ci siamo spostati adesso. Quando la donna viene accettata all'interno di questo percorso si aprono 2 strade, quella medica e quella chirurgica. Da cosa dipende la scelta? Allora, la scelta dipende fondamentalmente dalla storia della paziente, dalla sintomatologia clinica e sulla base di questo si parla con la paziente anche in base a quali sono le sue aspettative, sia in termini della cura sia per quanto riguarda i suoi progetti di vita. Attualmente si cerca di operare il meno possibile le pazienti affette da endometriosi, riserviamo gli interventi quando c'è una storia di un dolore che non risponde a nessun tipo di terapia medica, quando c'è un problema di una compromissione d'organo, nel senso una compromissione della funzionalità intestinale, vescicale, renale, o quando c'è un problema di infertilità che hanno provato per alcuni anni o hanno fatto alcuni tentativi di procreazione assistita non andati a buon fine, allora queste generalmente sono le indicazioni all'intervento chirurgico. Per tutto il resto c'è... Generalmente la terapia dell'endometriosi è terapia medica, che vuol dire terapia ormonale continuativa. È una cosa importante è che generalmente vengono imbricate entrambe le cose, terapia medica e quando necessario terapia chirurgica, quindi la terapia chirurgica non ti elimina la terapia medica. Attualmente nel nostro centro i nostri interventi chirurgici li effettuiamo sia con la tecnologia laparoscopica standard convenzionale che con la piattaforma robotica e da gennaio di quest'anno abbiamo acquisito una seconda piattaforma robotica. Attualmente siamo il centro col più alto volume di interventi per endometriosi con la tecnologia robotica in Sicilia. Grazie dottore. Grazie a lei. Antonella Dignoti è l'infermiera di questo ambulatorio per l'endometriosi al Garibaldi Inesima. Una cosa importante da far sapere a tutti è che c'è un percorso dedicato, diretto,
senza passare dal CUP per prenotarsi. Quali sono le modalità di accesso? Esattamente, io sono l'infermiera dedicata nell'ambulatorio di endometriosi. Le pazienti possono accedere ad una prenotazione diretta, in quanto nel nostro centro endometriosi abbiamo 2 numeri di telefono, uno fisso ed uno mobile, che cammina sempre con me, e nonché anche appunto un'email dove la paziente appunto chiama, io a secondo della necessità della paziente, quindi già telefonicamente capisco il problema, do la prenotazione e nel momento in cui la paziente poi arriva, ovviamente sono io ad accoglierla, ad assisterla durante la visita, nonché a tranquillizzarla e nonché a seguirla anche nel suo controllo. Qualsiasi problema ha la paziente, perché ho detto appunto che il telefono cammina sempre con me, perché questo telefono mobile mette direttamente in contatto la paziente, me e il medico, per assicurarle per qualsiasi tipo di problemi riguardo alla terapia, alla sintomatologia, un po' tutto. Quindi quando c'è una diagnosi di endometriosi non vi rivolgete al CUP, Direttamente. ma direttamente all'ambulatorio con i numeri che adesso appunto abbiamo messo anche in sovraimpressione. Lei mi ha fatto capire, dalla sua risposta si capisce che spesso la paziente arriva a questa diagnosi con una grande dose di preoccupazione. Sì, purtroppo sì. La paziente è una paziente ovviamente sofferente. E quindi non ha avuto magari fatto una diagnosi precocemente, quindi già ti chiama che la paziente ha il dolore, è normale che vuole una visita al più presto e appunto a seconda anche della sintomatologia della paziente Voi riusciamo a darle una prenotazione. Grazie. Prego. C'entra anche la fisioterapia nel trattamento dell'endometriosi. La dottoressa Giusilizio, che è una delle fisioterapiste di questo ambulatorio, ci spiega perché è importante. Sì, la riabilitazione è importante perché entra nella gestione del dolore di questa patologia. Le donne che soffrono di endometriosi hanno una sintomatologia algica importante che riguarda non solo i muscoli del pavimento pelvico, che sono la parte che noi andiamo a trattare, ma anche la postura, la struttura muscoloscheletrica. Cosa succede nel nostro corpo quando abbiamo dolore? La parte interessata dal dolore sicuramente si contrae, si contrae e quindi questo stato di tensione continuo è causa di algie che si mantengono nel tempo e si cronicizzano, alterando diverse funzioni. In che modo la fisioterapia interviene? Ma noi interveniamo con diverse tecniche, sia tecniche manuali che appunto si interessano di trattare i punti che noi chiamiamo grilletto dei muscoli, che sono zone di tensione che quindi contribuiscono a mantenere questa sintomatologia algica e ad alterare le funzioni, e lavoriamo anche utilizzando delle tecniche strumentali. Uno degli strumenti, per esempio, posso indicare come il trattamento, l'uso del biofeedback o dell'elettrostimolo, cioè ci sono diverse tecniche strumentali che possono aiutare ad alleviare la sintomatologia di queste donne e quindi a fare, affrontare meglio questa patologia. E una cosa fondamentale che mi preme dire è l'aiuto che diamo a queste donne anche in termini di autogestione, cioè la cosa importante per noi è imparano appunto delle tecniche e quindi imparano ad autogestirsi nel caso avessero dei momenti di recrudescenza della sintomatologia algica. Al Garibaldi Inesima c'è anche un centro PMA, ovvero un centro di procreazione medicalmente assistita. È responsabile clinico di questo centro la dottoressa Carla Ettore. Eccola qui appunto, e le chiediamo quindi in che modo le donne che sono affette da endometriosi possono anche avere accesso al vostro centro per l'infertilità. Sì, il nostro centro di procreazione medicalmente assistita per l'appunto è attivo in questo momento sia per le tecniche di primo e di secondo livello. Il percorso viene pianificato affinché le donne e le coppie possano afferire al nostro ambulatorio dopo valutazione di tutti i casi al gruppo multidisciplinare a cui noi partecipiamo con i colleghi che si occupano dell'ambulatorio di endometriosi. Noi ci occupiamo della parte della fertilità e pianifichiamo per l'appunto quello che deve essere il percorso per accompagnarle nella programmazione o quantomeno nella pianificazione della gravidanza, in modo tale da inserirci all'interno di quello che è l'andamento
del percorso terapeutico e medico che le coppie affrontano. Quindi è una delle opzioni, anche questa, offerta da questa multidisciplinarità di questo ambulatorio, cioè Sì. fate una riunione proprio per ogni caso? Sono delle riunioni in cui vengono valutate caso per caso ovviamente delle coppie che segnalano il desiderio di pianificare la gravidanza, poiché bisogna individuare delle finestre temporali idonee affinché non si abbiano ovviamente delle conseguenze date dalla patologia per l'appunto. Noi ci occupiamo sia della parte femminile ma anche della parte maschile, quindi è una presa in carico della coppia in toto. Grazie dottoressa. La dottoressa Chiara Catalano è responsabile organizzativo e data manager dell'ambulatorio endometriosi del Garibaldi Inesima. L'importanza della comunicazione, le donne devono sapere che esistete e come operate. Assolutamente sì, quindi al di là delle figure sanitarie anche delle figure amministrative. La mia figura sicuramente è una figura innovativa, sicuramente strategica all'interno di un centro di riferimento per l'endometriosi che ad oggi era una patologia molto sottostimata e poco conosciuta. Quindi una figura come quella dell'organizzatrice e coordinatrice serve a portare fuori, al di fuori della struttura sanitaria, e quindi è proprio un crocevia nella gestione clinica, amministrativa, relazionale ma soprattutto istituzionale. È proprio un ponte di comunicazione tra le pazienti, soprattutto il team multidisciplinare, nonché ovviamente le istituzioni. Questo perché servirà a far conoscere il più possibile la patologia, ma soprattutto ciò che grazie alla scienza, grazie alla politica e grazie alla buona amministrazione soprattutto si riesce a fare all'interno di un'azienda sanitaria, in quanto la malattia è una malattia multidisciplinare, ha bisogno di un approccio multidisciplinare, quindi questa è l'importanza di avere tutte le figure necessarie per la conduzione della donna lungo il suo percorso, cioè dalla diagnosi alla cura, ma soprattutto per il follow up, perché una donna affetta da endometriosi non ha semplicemente necessità del ginecologo, che rappresenta ovviamente il regista della sua patologia e quindi del suo cammino, ma soprattutto di quelle figure che poi la accompagneranno lungo tutto il percorso, quindi terapeutico assistenziale. E devo dire quindi che laddove c'è un'empatia, un'organizzazione, una raccolta dati, io devo dire che la conoscenza della cura e l'importanza della cura diventa davvero strategica. Grazie dottoressa. Se una legge regionale ha pensato alle donne, è nostro dovere, missione, ad un tempo un impegno reale di tutti i professionisti, dedicarsi a loro. È un'opportunità che l'azienda Garibaldi sta realizzando insieme con le associazioni di volontariato. Mettere a sistema tecnologia, professionalità e bisogni di salute è probabilmente la strada migliore per affrontare un argomento che nel passato era stato quasi misconosciuto, a volte nascosto, e i risultati sono spettacolari. Sono spettacolari non solo per la tecnologia, sono spettacolari perché si lavora insieme per raggiungere un obiettivo di benessere completo della donna.